Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Lo stop al reddito di cittadinanza, vi raccontiamo la storia di Donatella che dopo l'ultima mensilità del sussidio guarda con ansia al futuro. Da agosto ci troveremo nella miseria. A Terrasini un disoccupato minaccia di dare fuoco alla stanza del sindaco. E in prognosi riservata uno dei due feriti della sparatoria di stamattina a Catania in via della Catena, recuperata una pistola, ancora da chiarire la dinamica dell'agguato. A 15 giorni dal rogo ancora disagi all'aeroporto di Fontanarossa, lunghe attese fuori dal terminal C e code per prendere le navette verso gli altri scali. Intanto passa al Senato la mozione che impegna il governo a indagare sulla gestione dell'emergenza. Allarme diossina a Palermo, guai per le aziende agrituristiche e le trattorie delle zone in cui è vietato per 15 giorni vendere carne, latte e uova. La Coldiretti chiede ristori per le categorie danneggiate. Zucchero conquista la Sicilia, fan in delirio nelle 4 tappe dell'isola. Ieri il cantautore emiliano in scena al Teatro Greco di Siracusa ha duettato con la figlia e ha reso omaggio a Pavarotti. Calcio, pareggio in amichevole con il Legnago per il Palermo che in ritiro a Pinzolo non riesce ad andare oltre l'1-1, a segno ancora Brunori. Buonasera e benvenuti a questa edizione. Dunque lo stop al reddito di cittadinanza scatena malcontento e proteste. Vi raccontiamo la storia di Donatella, una donna palermitana che ha percepito per l'ultima volta la misura di sostegno. Ho ansia e panico, è una grande ingiustizia. Venerdì a Palermo in programma una manifestazione. Sentiamo Marco Gullà. C'è la realtà che alla fine di tutto ad agosto non avremo niente, non avremo neanche i 350 euro perché appunto non sono neanche partiti i corsi di formazione e quindi praticamente ci ritroveremo tutti nella miseria. Lei è Donatella, palermitana, un lavoro non ce l'ha e a luglio ha percepito per l'ultima volta il reddito di cittadinanza. L'SMS arrivato nei giorni scorsi ha mandato nello sconforto tanta gente che come questa signora lo ha ricevuto. Adesso la preoccupazione per un futuro sempre più incerto, soprattutto in città come Palermo, attanaglia molti di loro. Sono convinta che questa sia una grandissima ingiustizia sociale, forse la più grande che un governo abbia mai fatto, perché tanta gente si ritroverà logicamente senza sussidio a dover tornare, specialmente in una realtà come Palermo, ad essere sottopagati e quindi diciamo al lavoro nero. E adesso cosa facciamo? Una domanda che molti percettori si stanno ponendo. Tante famiglie, tante persone si trovano in difficoltà e stanno prendendo questa situazione anche con uno stato d'ansia, di difficoltà veramente da non sottovalutare, proprio il panico più totale, specialmente in una realtà come il Sud, una realtà difficile dove non c'è stato mai un lavoro regolare, quindi figuriamoci la nostra età riuscire a trovare un inserimento nel mondo del lavoro. Venerdì in programma protesta da parte dei percettori davanti l'ufficio dei servizi sociali a Palermo. E a Terrasini un disoccupato che ha perso, come tanti altri, il reddito di cittadinanza ha tentato di dare fuoco alla stanza del sindaco. Sentiamo Maglio Viola. Riceve la notizia della revoca del reddito di cittadinanza e fa irruzione al comune di Terrasini, in provincia di Palermo. Entra nella stanza del sindaco e la cosparge di benzina, quindi minaccia di suicidarsi dando fuoco a tutto. Sono stati attimi di paura nel palazzo di città del piccolo comune del Palermitano. Alla fine il presidente del Consiglio, Marcello Maniaci, è riuscito a far desistere l'uomo dal gesto disperato. L'autore è un 60enne disoccupato. Al loro arrivo i militari dell'Arma e i sanitari lo hanno trovato già in offensivo e lo hanno accompagnato all'ospedale di Partinico per accertamenti. È da subito apparso in forte stato confusionale e particolarmente alterato. È solo il primo degli episodi che si teme possano avvenire nelle prossime ore. La Sicilia è la regione con il maggior numero di benefici sospesi, quasi 37.000. Siamo preoccupati per quanto sta accadendo, dice il sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Stiamo facendo quel che è possibile con le nostre politiche sociali per sfruttare tutte le possibilità di aiuto economico in favore dei più bisognosi. È chiaro comunque, conclude il sindaco, che il problema dovrà essere risolto a livello nazionale. Cambiamo adesso argomento, siamo alla cronaca. È in prognosi riservata una delle 2 persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta questa mattina in pieno centro a Catania, in via Santa Maria della Catena. Sono stati esplosi diversi colpi di pistola. Sentiamo Simona Mazzona.
Si torna a sparare e in pieno giorno in uno dei quartieri più popolosi e trafficati di Catania. 2 persone sono rimaste ferite da diversi colpi di pistola, esplosi in pieno centro, nel cuore della città, tra San Cristoforo e i Cappuccini, in via Santa Maria della Catena, poco dopo le 11 del mattino. Uno dei feriti, un 60enne, è stato raggiunto al torace, l'altro, un giovane di 28 anni, sarebbe stato colpito di striscio ad una spalla. Forse quest'ultimo ha provato a ripararsi nei pressi di un portone dove sono state trovate macchie di sangue. Il 60enne sarebbe il più grave, è ricoverato in prognosi riservata. Si tratta di un falegname che lavora in un'attività vicino il luogo della sparatoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che poco dopo hanno trovato l'arma da cui sono stati sparati i colpi, una pistola a salve modificata, poco distante, in via Idria. I militari hanno trovato alcuni bossoli davanti a un esercizio commerciale e hanno ascoltato i testimoni, ma gli investigatori non hanno ancora chiarito la dinamica dei fatti e si cerca di risalire a chi ha esploso i colpi di pistola. Dallo scorso maggio sono stati 4 gli episodi di violenza a Catania, con spari registrati in pieno giorno in diversi quartieri della città. A Modica un uomo ha violentato e picchiato la sua ex compagna di 22 anni dopo averla inseguita e costretta a salire sulla sua macchina. È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni. 5 adolescenti a Palermo a bordo di monopattini hanno malmenato un anziano nel centro storico. In 3 hanno picchiato la donna mentre gli altri assistevano alla scena. Dopo essersi allontanati hanno deciso di ritornare e colpire ancora la loro vittima. Non migliora a 15 giorni dal rogo la situazione all'aeroporto Fontanarossa di Catania, disagi e continue tensioni tra i passeggeri e il personale, lunghe file fuori dal Terminal C. Vediamo com'è andata questa mattina con Orazio Longo. La fila è ancora lunga a Fontanarossa, la vedete qui che si estende per un centinaio di metri dal Terminal C. La gente deve aspettare fuori cercando un po' d'ombra finché c'è, poi sotto il sole, prima di potersi imbarcare. E meno male che oggi le temperature non raggiungono i 46 gradi della scorsa settimana. Siete al limitare del sole? Si spera di partire comunque da Catania, almeno già questo. Dove dovete andare? A Fuerteventura. Siamo a 1 ora e mezza dalla partenza confermata e ancora siamo qui col bagaglio da lasciare al check-in. Lei dove deve andare? Io devo andare a Trieste. All'andata sono dovuto scendere a Reggio Calabria, mi sono preso una macchina, ho fatto chiaramente il traghetto 2 giorni dopo perché ci hanno cancellato il volo esattamente la mattina stessa. All'interno, prima di affrontare i varchi, si transita da una tensostruttura dove un tabellone elettronico annuncia i voli. Molti sono dirottati o cancellati. Ho chattato, mi hanno detto che era confermato e stamattina alle 8:30 mi hanno cambiato l'orario, non riesco ad arrivare a Trapani. Code anche per salire sul bus sostitutivo. Siamo bloccati a 2 ore pur avendo acquistato biglietti a Siracusa per viaggiare Siracusa-Palermo. Come vedete il pullman per Comiso è completamente pieno in questo momento per diversi voli che devono partire già nel pomeriggio. Io devo andare a Verona, però me l'hanno portato dirottato a Comiso l'aereo. Arrivato ieri alle 5:30 il messaggio che dovevamo venire qua e ritornare a Comiso perché avevamo la macchina noleggiata qui. Queste sono invece le immagini della tensostruttura che si sta realizzando per il nuovo terminal provvisorio che dovrebbe entrare in funzione nei prossimi giorni. E l'incendio all'aeroporto arriva in Parlamento, è passata infatti in Senato una mozione che impegna il governo a indagare con una commissione d'inchiesta sulla gestione delle emergenze. Intanto si apprende che a provocare il rogo non sarebbe stata la stampante, ma un cavo dell'alta tensione. Giusy Lazzara. L'incendio all'aeroporto di Catania sta provocando disagi da oltre 2 settimane. Valutare la responsabilità e i controlli effettuati diventa un caso anche per il Parlamento nazionale. Il Senato ha approvato all'unanimità col voto favorevole del governo perché si indaghi sulla gestione dell'incendio che ha mandato in tilt l'aeroporto Fontanarossa. A sollecitare l'intervento istituzionale Cateno De Luca, leader del Sud Chiama Nord, che a Buongiorno Sicilia annuncia che la mozione presentata dalla senatrice Daphne Musolino è stata approvata da tutti i gruppi parlamentari. Una commissione dovrà accertare se c'è anche da parte, in questo caso dell'Enel, una realizzazione di un manufatto comunque non conforme agli standard, perché un cavo dell'alta tensione che passa sotto il sistema aeroportuale, questo onestamente ancora mi inquieta di più.
Si scopre che non sarebbe stata la stampante a provocare il cortocircuito nello scalo, ma un cavo dell'alta tensione che passa sotto l'aeroporto. A dare l'allarme è una dipendente di un'agenzia di noleggio auto che ha visto il fumo uscire dalle grate dell'aria condizionata. Da qui la mobilitazione generale e l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia, presenti in una situazione particolare già critica, denuncia il sindacato SIAP delle forze di polizia, che aveva segnalato la carenza all'interno dello scalo. Tante situazioni paradossali, no? Dal box delle cabine aeroportuali per i controlli di frontiera alle uscite di sicurezza delle aree, diciamo, high side, se devo dire quelle riservate. Tutta una serie di incongruenze che mi hanno fatto notare effettivamente che l'aeroporto, insomma, è rimasto quello del 2007, né più né meno, pur avendo il doppio dei passeggeri in transito. Continuano intanto i lavori di bonifica nel Terminal A. Ed è allarme diossina a Palermo da alcuni giorni. A farne le spese le aziende agrituristiche e le trattorie in quelle zone della città in cui per 2 settimane sarà vietata la vendita di alcuni prodotti. La Coldiretti chiede ristori immediati. Manlio Viola. Dopo i danni dovuti agli incendi, ecco i danni indiretti a coltivatori e agricoltori. Occorre prevedere subito ristori per tutti coloro che sono stati danneggiati incolpevolmente dall'ordinanza antidiossina firmata dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla. È quanto chiede Coldiretti Sicilia. Il provvedimento riguarda l'area di 4 km dove l'ARPA ha riscontrato la presenza dell'inquinante ambientale prodotto dall'incendio della discarica di Bellolampo nei giorni scorsi. Il problema sarà per le trattorie caserecce di montagna che praticano il sistema dal produttore al consumatore. Stagione rovinata per queste aziende agricole ed agrituristiche. Nessuna ripercussione invece, almeno fino ad ora, nei mercati locali e rionali. La gente acquista veramente e spende i soldi, quelli che hanno, non è che non ce n'è. No, paura non ce n'è. La paura la fanno solo i telegiornali, quelli che dicono loro. Noi siamo addetti a quelli che loro dicono, noi pensiamo. Beh, preoccupato un po' per la salute sì, perché è chiaro, però siamo noi che stiamo distruggendo il mondo. Ma ad esempio potrebbe ripercuotersi anche sulla frutta, verdura che magari si acquista? Penso di sì. E il problema è pulire bene la verdura, pulire bene la frutta e pulire molto spesso le mani. Proprio questo dice l'ordinanza, lavare accuratamente frutta e verdura, ma anche evitare di mangiare carne, uova e latte prodotti dopo il 24 luglio nella zona. Avviati poi i controlli a tappeto da parte dei veterinari nell'area delimitata dalla collina di Bellolampo, dai quartieri di Cruillas, Cep, Borgonuovo, dai paesi di Torretta, Isola delle Femmine e parte del comune di Capaci. I veterinari controlleranno le mandrie e il latte prodotto. L'emergenza durerà 2 settimane. Pescatori pirati fermati, 4 nordafricani per gli assalti ai barconi carichi di migranti che viaggiavano verso le coste siciliane per depredarli. I disperati a bordo costretti a consegnare anche soldi e cellulari. Sono diversi i casi sui quali la Procura di Agrigento, con a capo il reggente Salvatore Vella, ha lavorato nelle ultime settimane. Il procuratore ha annunciato che a Lampedusa sarà istituito un commissariato di polizia. Ritrovati i rottami del velivolo precipitato durante un'operazione di spegnimento di un incendio nella riserva di Pantalica nel Siracusano. La sera del 26 luglio la centrale operativa del Comando Forestale aveva dato l'allarme dopo aver perso i contatti con il pilota dell'apparecchio, miracolosamente rimasto illeso. Il 57enne è riuscito a lanciare l'allarme da una piazzola raggiunta dopo alcune ore di cammino. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per parlare di spettacoli, a tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio agli spettacoli. Zucchero conquista la Sicilia con le 4 tappe del suo tour nell'isola. Ieri al Teatro Greco di Siracusa il cantautore emiliano ha duettato con la figlia e ha reso omaggio a Pavarotti. Cappello e sciarpetta, con il suo look inconfondibile, Zucchero ha conquistato la Sicilia. La prima tappa ad Agrigento, le altre 3 al Teatro Greco di Siracusa.
Dalla Germania alla Romania, passando per la Spagna, l'Austria e naturalmente la sua casa, l'Italia. Il World Wild Tour tocca diversi paesi, segno che la musica del grande Fornaciari piace a tutti. La Sicilia lo ama, a testimoniarlo il sold out in tutte e 4 le date, ma è così ovunque va, ogni concerto è un grande successo. Pianto fiumi su di noi, eri quella che non sei, ora quella che non vuoi. Spazio per un duetto con la figlia Irene, ma grazie alla tecnologia lo ha potuto fare anche con Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007, un omaggio apprezzatissimo. Sono più di 60 milioni i dischi che il bluesman emiliano ha venduto nel mondo. In 40 anni di carriera ha scalato classifiche e cantato con i più grandi artisti della scena internazionale. Un mese fa al concerto dei Coldplay a Milano, dalla platea è passato al palco per un duetto del tutto improvvisato, ma improvvisando o no, gli applausi ci sono sempre. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa prima della pagina sportiva, tra poco. Ed eccoci al calcio, pareggio in amichevole con il Legnago per il Palermo che in ritiro a Pinzolo non riesce ad andare oltre l'1-1, a segno ancora Brunori. Marco Gullà. È pur vero che è sempre calcio estivo, ma sicuramente pareggiare con una formazione di categoria inferiore e per lo più neopromossa non è certamente un segnale incoraggiante. Il Palermo non va oltre l'1-1 con il Legnago, compagine promossa in Serie C. Il Palermo non ha giocato una grande partita, ma tra calciomercato e lavoro sul campo c'è comunque ampio margine di miglioramento. Le assenze per infortunio e i ritardi sul calciomercato stanno pesando nell'economia del lavoro di Corini. Match ieri sbloccato da Brunori, imbeccato da Ceccaroni. Poi nella ripresa, dopo il rigore fallito da Insigne, è arrivato il pareggio degli avversari. Io penso che la squadra ha lavorato bene, con grande intensità, abbiamo fatto un lavoro importante anche ieri, da un punto di vista sia tecnico-tattico che atletico. Abbiamo carichi importanti, ma la squadra sta facendo delle ottime prestazioni da questo punto di vista. Siete troppo intelligenti per non capire che abbiamo adattamento in diversi ruoli in questo momento, però quello su cui stiamo lavorando, quello che sono poi i principi che stiamo portando avanti li ho visti in campo. Secondo me abbiamo affrontato una squadra che dal punto dell'intensità del ritmo e anche dal punto di vista del fallo tattico ci ha condizionato molto le giocate. È stata una partita molto atletica, molto fisica, molto combattuta, l'abbiamo retta. Mercato, il Palermo dovrà presentare un'offerta importante se vorrà affondare il colpo per Niccolò Corrado. L'esterno di proprietà della Ternana è uno degli obiettivi per la fascia sinistra della difesa. Un'altra opzione rappresentata da Gianluca Di Chiara, ma in questo caso bisognerà attendere gli sviluppi sul caso Regina. Canoa Polo, la polisportiva Canottieri Catania riporta lo scudetto maschile alle pendici dell'Etna. La squadra rossa-azzurra si è imposta sul Napoli nel finalissimo per il titolo. Marco Carli. La festa è catanese, a Bacoli nel napoletano e trionfo rosso-azzurro nella Canoa Polo, sport da sempre munifico di risultati per il territorio etneo. È il secondo scudetto per la squadra maschile della polisportiva Canottieri Catania. In finale la vittoria decisiva con il punteggio di 3-2 contro i padroni di casa del Canoa Club Napoli. Ed è un atto conclusivo al cardiopalma, visto che si decide al golden goal. Il successo porta la firma indelebile del giovane Francesco Barbagallo. Il polista della nazionale azzurra decide l'accesa finalissima al supplementare, segnando di forza la rete decisiva e poi commenta così: lo so, mancavano 10 secondi di shot, di metterla dentro per poter vincere questo scudetto. Con la conquista di questo tricolore il palmarès del Circolo Canoa Catania, che riunisce la polisportiva Canottieri maschile e femminile oltre allo Jomar, conta 185 titoli italiani, comprendendo anche la canoa olimpica e il Dragon Boat.
È stata una bellissima partita, una bellissima finale, degna di 16 campioni, 8 del Napoli e 8 stratosferici di Catania che hanno conquistato questa finale dopo tanti anni. A Catania va un altro scudetto. La partita con i napoletani è vibrante, gli azzurri riescono sempre a riagguantare gli etnei, prima sull'1-1 e poi sul 2-2, fino alla rete decisiva di Barbagallo che fa scoppiare la festa della squadra, del presidente, di coach Alessandra Catania e del DS Fabrizio Messina. Polisportiva Canottieri Catania che a Bacoli ha sfiorato l'unplane. Le ragazze infatti hanno perso il titolo dopo 12 anni di successi consecutivi. Ad imporsi in finale è stato Rovigo con il punteggio di 4-2. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.